causa di due fenomeni che non sono né positivi né negativi, ma hanno tante sfaccettature diverse. L'export italiano vale vicino al 30, quello tedesco vicino al 50 ed è uno degli obiettivi strategici. Noi abbiamo fatto due cose, ormai io le faccio da tanti anni perché prima di fare questo lavoro facevo il vice ministro per il commercio estero. C'è un fronte che è un fronte finanziario, che è quello che interessa all'ingegner Benedetti, dove abbiamo fatto finalmente la fusione tra Siemens e SACE, che quindi operano come una vera e propria Exim Bank integrata. Questo vuol dire che possono fornire garanzie e fare la parte di finanziamento. E la seconda parte, che è destinata invece più alle aziende medie che hanno soprattutto lato beni di consumo, dove abbiamo varato da ormai 3 anni un piano Made in Italy, straordinario Made in Italy. Quindi abbiamo dotato prima di tutto di un po' di risorse, il capitolo Made in Italy che non c'era quando era arrivato erano 23 milioni di euro, quest'anno sono 220-230, ma soprattutto abbiamo cominciato a fare una promozione di natura moderna, che vuol dire che invece di spendere soldi in eventi in giro per il mondo abbiamo lavorato in particolare con la grande distribuzione americana, dove i nostri prodotti sono pochissimo presenti. Noi esportiamo tantissimo negli Stati Uniti, 36 miliardi di euro, 3 volte quello che esportavamo in Russia al massimo, diciamo, dello splendore, con 22 miliardi di euro di saldo, però potenziale enorme. E il problema è che non avendo la distribuzione arriviamo un po' a New York, un po' a Los Angeles, un po' a Miami, ma non nell'America profonda. E ormai sono, diciamo, da che è operativo 2 anni in cui stiamo facendo questo. Lavoriamo la grande distribuzione per mettere prodotto italiano lì, e infatti l'altro anno siamo cresciuti del 20%. Un'altra domanda rispetto ai competence center. Io avevo capito inizialmente che se ne parlava, non so, di uno a livello di nord-est. Adesso lei mi pare che abbia aperto l'idea che possono essere uno per regione. No, io assolutamente no. Quello che ho detto è: organizzatevi non per regione, per filiere di eccellenza. Se arrivano proposte di competence center organizzati per regione, non li finanziamo, perché l'obiettivo non è quello. E quello del nord-est? Non mi interessa se è nord-est, nord-ovest, centro-sud, centro-nord, isole, astronavi. Devono definire la specializzazione innovativa. Cioè non possiamo pensare che noi siamo in ogni regione facciamo un competence center che è onnisciente in tutte le specializzazioni per servire solo le aziende di quelle regioni. Se no finiamo che vogliamo andare nel mondo e poi siamo ai campanili, no? A tal proposito, Ministro, l'obiezione che è arrivata dal territorio a questa sua posizione è che però li costringerete a fare le fondazioni e quindi molti più soldi andranno in strutture o ma chi gli ha detto? Chi l'ha non detto? In ricerca. Ma chi l'ha detto? Chi è che sa che chi è che ha detto che devono fare una oggi fondazione? C'è stato queste sulle cronache locali, queste erano più che cronache locali, cronache stravaganti, perché nessuno gli ha mai detto che devono fare una fondazione. Anzi, abbiamo dato totale libertà di organizzazione. Cioè, si organizzassero come gli pare. Cioè, io devo poter pagare dei contributi, ma quello secondo me ci riesco. In ricerca, non andranno assolutamente no. Nessuno ha detto che devono organizzarsi, però si devono organizzare come vogliono. No, lo sapevano perché li ho incontrati. Lo sapevano e sono furbacchiotti. Il Friuli Venezia Giulia si candida ad essere laboratorio di sperimentazione per il Piano Nazionale Industria 4.0. Si può fare? Sì, guardi, io ho appena visitato un posto straordinario che è un Digital Innovation Hub che è arrivato molto prima del governo, cosa che succede spesso nella vita, e che noi per esempio aiuteremo immediatamente, e sarà uno dei primi Digital Innovation Hub con cui lavoreremo, per cui si può fare. Voi avete caratteristiche per cui avete tutte le caratteristiche per essere uno dei centri di innovazione. Basta che non facciamo ragionamenti di provincia, regione contro provincia. Allora, siccome il presidente Serracchiani su questo è perfettamente allineato, io mi sento molto tranquillo. Riprendo una sua affermazione che sembra annunciare una nuova era nella politica industriale. Non dovete chiedere niente, dovete usare. Sì, è così, non devono chiedere niente. Sono incentivi fiscali automatici, si portano a bilancio. Molto plausibilmente non devo fare neanche un decreto attuativo su nessuna delle misure. Si innesca un nuovo processo di investimenti così realmente? Bisogna vedere. Presuppone un grande fiducia nelle imprese. Abbiamo fatto quello che per le imprese ritenevano indispensabile per investire. Se non investono, la responsabilità a questo punto sarà loro. Quindi la sfida la lanciate proprio agli imprenditori? No, allora, questo piano è stato fatto con le imprese e quindi nella cabina di regia ci sono tutte le grandi, Confindustria, Rete Impresa Italia, Confartigianato. Abbiamo fatto insieme. Quindi l'ottica è collaborativa, non sfida. No, di sfide in questo momento ce ne abbiamo pure troppe in Italia, altre non ne vogliamo. È quello che è un grande salto anche per loro.
loro hanno scommesso sul fatto che questo piano può far portare 10 miliardi di euro di nuovi investimenti in macchinari e tecnologie digitali, vediamo se ci abbiamo preso, tutti quanti ovviamente in buona fede. È un piano anche alla portata delle piccole e medie imprese? No, è un questo? piano fatto soprattutto per le piccole e medie imprese, perché mentre se tu fai un incentivo a bando, la piccola e media impresa deve venire al Ministero, presentare un progetto, farselo approvare, cioè intanto è a chiuso, in questo modo non deve fare niente. Lei ha descritto il Friuli Venezia Giulia come territorio fertile, pronto ad accettare la sfida del piano nazionale Industria 4.0 e ci pare di capire che il ministro Calenda è ben disponibile in questo senso. Direi di sì, anche perché oggi ha potuto apprezzare non soltanto l'incontro con le nostre categorie economiche, direi molto positivo, ha illustrato il piano di Industria 4.0 ad un territorio che in qualche parte è forse avvantaggiato rispetto ad altri perché è riuscito a correre di più, penso alla programmazione europea, penso alla bandistica che è già partita, al lavoro che abbiamo fatto sul rilancio impresa, insomma in qualche modo siamo partiti per tempo. Certo la strada è ancora molto lunga, dobbiamo recuperare spazi e dobbiamo recuperare posti di lavoro e imprese, però devo dire insomma che stiamo ragionando nel verso giusto. Stamattina siamo stati anche a Pordenone in quella che è stata la prima esperienza di formazione dell'Industria 4.0 iniziata ancora prima di questo progetto, e quindi direi insomma che il nostro territorio può davvero aspirare ad essere un terreno fertile per le iniziative del governo. Perché tu hai parlato con i rettori circa il Competition Center? Sì, stiamo lavorando al Digital Innovation Hub, che è per noi l'ambito regionale. A questo proposito Area Science Park sta coordinando il lavoro delle università di Trieste, di Udine, la Sissa e ovviamente anche dei parchi tecnologici, e per quanto riguarda il Competence Center invece ovviamente noi auspichiamo che si tratti di un Competence Center che riguardi tutto il nord-est. Del resto noi non abbiamo un Politecnico, al contrario di Milano e di Torino, e quindi è chiaro che dobbiamo aspirare a mettere insieme tutte le nostre università, che sono 9 in questo territorio, tenendo presente anche ovviamente la provincia di Trento e di Bolzano.